La Giunta regionale ha approvato un programma triennale previsto dalla legislazione nazionale per ridurre le cause dell'impoverimento e aiutare le persone a uscire da condizioni di marginalità ed esclusione sociale. La povertà in Veneto è in aumento anche se a livelli inferiori rispetto alla media nazionale. La povertà in Veneto è sicuramente con un dato inferiore rispetto alla media nazionale, però abbiamo visto che negli ultimi anni è in aumento, quindi sicuramente anche il Veneto sta affrontando una fase di criticità. La povertà in Veneto si attesta attorno al 6% circa, quindi coinvolge circa 800.000 persone venete. Un dato preoccupante è che la Regione Veneto ha intenzione di affrontare in sinergia con i comuni del territorio, istituzioni, associazioni, assistenti sociali e volontariato. Solo in questo modo nella Regione si potrà avere un modello di lavoro integrato in grado di creare un approccio omogeneo in tutto il territorio con l'obiettivo di accrescere solidarietà e percorsi di inclusione sociale evitando sovrapposizione, doppioni o interventi frammentari. Un approccio multidisciplinare in cui sociale, sanità, lavoro, formazione, edilizia abitativa, insomma dialogano insieme e cercano quindi di dare delle risposte. Per aiutare gli oltre 800.000 residenti che versano in situazione di difficoltà, spiega l'assessore Lanzarin. Già dal 2013 in Regione abbiamo sperimentato il reddito di inclusione attiva, misura di accompagnamento e di inserimento che abbina l'assegno di sostegno a percorsi personalizzati di aiuto. Interessanti poi i dati più recenti è quanti sono stati percettori del reddito di inclusione, e in Veneto gli ultimi dati rilasciati ieri dal rapporto dell'osservatorio dell'INPS arrivano a oltre 10.000 nuclei familiari per oltre 28.000 persone, che corrispondono più o meno allo 0,5 della popolazione in Veneto. La Regione Veneto ha il 6,1% della popolazione in questa condizione, che è la metà di quello nazionale, essendo il Veneto comunque una regione piuttosto ricca, insomma, però anche delle sacche di povertà. È in crescita, perché la povertà, gli effetti delle crisi economiche, della recessione si vedono a distanza di anni sulle famiglie, quindi è in crescita ed è quindi anche per quello che si sta facendo da alcune delle misure di sostegno.